In una Valencia baciata dal sole della Spagna, il 23 gennaio 1350 nacque un bambino destinato a lasciare un'impronta indelebile sulla terra. I suoi genitori, Guglielmo Ferreri e Costanza Miguel, lo accolsero come un dono divino, avendo avuto presagi della sua futura grandezza. Vincenzo crebbe sotto l'ala protettiva dell'amore e della fede, educato come un tesoro celeste, avviato sulla strada della conoscenza con una passione che lo distingueva tra i suoi coetanei. All'età di 17 anni, un passo audace lo vide abbracciare l'abito di San Domenico. La sua vita divenne un'espressione vivente di osservanza religiosa, un modello di devozione che brillava come una stella nella notte oscura dell'umanità. La sua intelligenza, come una luce inestinguibile, lo portò a diventare maestro di filosofia, mentre la sua saggezza lo vide conseguire la laurea di dottore a soli 28 anni. Nonostante le lusinghe e le offerte di dignità ecclesiastiche, Vincenzo rimase fedele alla sua chiamata divina. Guidato da visioni celesti, intraprese un viaggio senza precedenti attraverso l'Europa, diventando un apostolo dei tempi moderni. Ovunque andasse, dalla Spagna all'Inghilterra, dall'Italia alla Germania, era accolto come un messaggero del cielo, le sue parole un balsamo per le anime afflitte. Il suo zelo ardente trovò una causa nella lotta contro lo scisma d'Occidente, spingendolo ad operare instancabilmente per l'unità della Chiesa. Il suo sogno si realizzò con la convocazione del Concilio di Costanza, che vide l'elezione di Martino V, a cui Vincenzo prontamente giurò fedeltà. Ma la grandezza di San Vincenzo non risiedeva solo nei suoi atti esterni. La sua vita era un esempio di umiltà e sacrificio. Si considerava un servo inutile e un povero religioso, il suo corpo e l'anima un tempio di devozione pura. Digiunava, pregava fino a notte fonda e resisteva agli assalti del male con la forza della preghiera e una devozione incrollabile verso Maria Santissima Immacolata. Dio operò miracoli attraverso di lui, confermando la santità della sua vita e della sua predicazione. Dopo una vita spesa nel servizio divino, San Vincenzo Ferreri venne chiamato a ricevere il premio eterno degli Apostoli il 5 aprile 1419, lasciando un'eredità di fede che ancora oggi illumina il cammino dei credenti. La sua canonizzazione nel 1453 da parte di Callisto III, al quale aveva profetizzato il pontificato, fu la conferma celeste della sua santità. Nell'iconografia, San Vincenzo Ferreri è spesso raffigurato come l'angelo dell'Apocalisse, un messaggero divino che con la sua tromba chiama l'umanità al giudizio finale, mentre la fiamma dello Spirito Santo arde sul suo capo, simbolo dell'ardore che lo guidò in vita. La storia di San Vincenzo Ferreri rimane una testimonianza potente dell'amore infinito di Dio per l'umanità.
un invito a vivere una vita di fede, speranza e carità. La sua vita è un faro di luce in un mondo che troppo spesso dimentica il vero significato della devozione e del sacrificio, un richiamo a ricordare che in ogni cuore può arder la fiamma dell'amore divino. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.